A volte dalle esperienze più difficili e più impegnative possono nascere delle belle cose. Noi abbiamo proprio cercato di fare questo. D'altronde però ti dirò che non ho fatto tanta fatica, perché quando da una situazione di grande difficoltà fisica e psicologica si ritorna alla vita, le motivazioni spuntano in modo naturale, in modo entusiastico, per cui non è stato complicato da questo punto di vista. CD che verrà presentato proprio sabato 21 febbraio al Teatro BBN. Allora, questo nuovo CD è il secondo CD interamente realizzato con il trio, quindi con i maestri Cantini e Rettellini. Noi riteniamo che sia un lavoro ancora più omogeneo nella nostra produzione, perché tutti i brani sono stati composti da me, ma ampiamente condivisi dagli altri due musicisti, con inserimenti anche ovviamente loro, per cui il lavoro è più organico rispetto ai lavori precedenti. Ci sono 16 brani con atmosfere molto diverse, mi sembra un album molto riuscito. Io credo che sia la cosa migliore che ho realizzato fino a questo momento e ne sono sinceramente contento, insomma, sono felice di come poi è il risultato. Stefano ha detto delle cose fondamentali, ha toccato dei punti fondamentali, in particolare a me ha colpito quando lui ha parlato quasi della vergogna, no, di ammalarsi, quindi proprio per questo ritengo che la cosa che sta facendo adesso Stefano è importantissima, perché parla di questa malattia, ne dà una testimonianza, si mette, diciamo, in gioco direttamente, ed è veramente quello che serve a tutti noi per poterne parlare sempre di più e per poterla rendere una cosa, diciamo, sempre più normale. C'è stato però un percorso faticoso, un percorso ovviamente di sofferenza. Voi come istituto, come fondazione, come avete seguito Stefano e come avete visto, insomma, il cambiamento e la rinascita? Beh, diciamo che questo è un po' proprio la filosofia e lo spirito dell'istituto, cioè un posto dove quando ti capita una cosa del genere ti devi sentire assolutamente accolto, protetto, seguito, accompagnato in questo percorso, che per fortuna è sempre di più un percorso verso la vita e non verso la morte, quindi si guarisce sempre di più, bisogna essere sempre più in grado di farlo nel modo migliore, perché dopo c'è una sorta di rinascita, cioè dopo ricomincia la vita, magari diversa, perché insomma si sono affrontate certe cose, però la vita ricomincia. Il messaggio è proprio questo da dare a tutti: affrontatelo, mettetevi in gioco, perché è una cosa che riguarda quasi tutti noi.